Sono stati più di 2 anni strepitosi. Sono Optimist è amicizia tra sorelle. Eravate in tante ad emozionarvi in questo abbraccio. Un biennio di umanità e ricchezza interiori. Con Confcommercio contro la violenza sulle donne. E per le infrastrutture. Eccoci contro il dilagare del diabete. Nel 2021 fu Orange the World. E anche in provincia di Agrigento. Con lo sport per un forte messaggio contro la violenza. Gli alberi della gentilezza per minare la violenza nelle sue basi. Ci siamo per l'Ucraina. Giusy Carreca, ci hai lasciate troppo presto. Le donne contano con Mariolina Coppola.
il primo guidoncino del biennio Demetra e i valori sono ottimisti. La guerra non distrugge la cultura, insieme per il teatro di Mariupol. Formazione dei migranti sulla gestione delle emergenze. Siamo da 25 anni sul territorio e arriva la presidente nazionale Giovanna Guergio. Il primo Interclub tenutosi ad Agrigento. Nel 2022 fu Red the Signs. Chiesa e Soro Optimist con il Cardinal Tagle contro la violenza.
Letizia Lopez e Giovanna Zizzo raccontano storie di violenza. Nasce il Soroptimino. Per Agrigento Capitale ci siamo anche noi. L'8 marzo per Alice Schembri. La città che vorrei alla facoltà di architettura. L'arte parla di violenza contro le donne. Si chiude il biennio con un premio per l'impegno sociale a me presidente, che è di voi tutte. Vi lascio a bordo di un treno carico di ricchezza, della quale nel corso di 25 anni si è adornato e riempito. Un convoglio che in questo biennio ho cercato di lucidare e impreziosire ulteriormente, con l'idea di presentarlo ad un pubblico vasto e diversificato affinché al suo passaggio ne fosse colpito ed ammirato. Vi affido ad un nuovo pilota che sono certa vi guiderà all'interno di un rinnovato ed emozionante anno che con il 2024 intraprende una nuova corsa e per il quale so che siete pronte. Che sia per tutte e per il Club di Agrigento un percorso strepitoso e un biennio 24-26 carico di successi, come lo è stato questo, da Margot.